Ciao bambini, benvenuti scusate, quarta avventura online con Gesù. Bambini, venite, cominciamo! Eccoci! Mamma, prova a dargli un bacino, vediamo se si sveglia. Niente. Io ho un'idea. Oh, è mattina! Oh, scusate, mi devo essere addormentata. Sapete, ultimamente sono così stanca perché c'è Elia che tutte le notti ha paura, viene nel lettone, mi sveglia e io non riesco a dormire. Vero, Elia? Queste paure dobbiamo affrontarle, dobbiamo fare qualcosa. Mi sa che oggi parleremo proprio della paura. Che ne dite? Mi sembra un'ottima idea. E andiamo subito dai nostri amici Puppets. Loro hanno già affrontato questo problema. Vediamo come l'hanno risolto. Andiamo! Dai, passami la palla. Che bel gioco. Sei la mia migliore amica. Anche tu. Aiuto, un coccodrillo, scappiamo! Aiuto, aiuto, corri! Aiuto, aiuto, il coccodrillo mi vuole mangiare! Ho paura, però la mia amica è in pericolo e io gli voglio bene. Devo andare a salvarla. Arrivo, ti salvo io! Sì, grazie! Picchialo, picchialo! Brava, brava! Grazie, grazie! Ti voglio bene! Beh, direi che i nostri amici Puppets ci hanno già dato la risposta giusta su come affrontare la paura. Tu, Elia, hai capito qual è? Sì, l'amore. Bravo, è proprio l'amore. Una delle due bambine affronta la propria paura del coccodrillo grazie all'amore che prova per la sua amica. Sai che questa cosa mi fa proprio venire in mente il versetto che abbiamo imparato questa settimana? Hai ragione, è azzeccatissimo. Ce lo vorresti dire? Assolutamente sì. Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Prima Giovanni 4,18. Wow, questo versetto è proprio azzeccato. Diccelo un'altra volta, Letizia, così lo impariamo a memoria anche noi. Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Prima Giovanni 4,18. Voi bambini sicuramente avete già capito che l'amore perfetto è l'amore di Dio. Chi ha l'amore di Dio può sconfiggere la paura. Infatti adesso chiamiamo il papà Francesco che ci racconta una bella storia della Bibbia dove c'era un uomo che ha dovuto affrontare una grande paura. Vi dico solo che c'entrano i leoni. Di più non vi dico, ascoltiamola insieme. Ciao bambini! La storia che vi voglio raccontare oggi la leggeremo direttamente nella Bibbia. I fatti che vi racconterò e che leggeremo sono successi in un periodo in cui il popolo di Israele non se la stava passando molto bene. Ora inizio a leggere. Il popolo di Israele era stato catturato e portato via lontano da casa ed era stato fatto schiavo dal re di Babilonia. Ma Dio non aveva abbandonato il suo popolo. Lui era con loro e se ne prendeva cura. Fra di loro c'era un uomo che si chiamava Daniele. Daniele amava Dio e gli ubbidiva. Dio l'aveva reso capace di capire un sacco di cose difficili e dopo poco tempo il re di Babilonia si accorse della sua bravura. Al re Dario infatti piaceva molto l'intelligenza di Daniele, così lo fece diventare il suo aiutante più importante e lo mise a capo di tutti gli altri suoi aiutanti. Gli altri assistenti del re Dario, però, erano invidiosi perché volevano che il re preferisse loro.
Così cercarono di sbarazzarsi di Daniele e lo spiarono per trovare qualcosa che non andava bene in lui, per poi dirlo al re. Ma non trovarono niente. Nulla, non trovarono proprio niente. A parte una cosa. Ogni giorno, 3 volte al giorno, Daniele andava nella sua stanza, chiudeva la porta e pregava. Così, sorridendo, iniziarono a pensare: facciamo fare al re una legge che dica: non si può pregare nessuno se non il re. Daniele sicuramente non ubbidirà a questa legge. Erano così contenti di quello che avevano pensato che corsero subito dal re. Al re piacque l'idea. Non pensava che lo stessero ingannando, così fece la legge. Tutti devono pregare solamente me. Chi non lo farà sarà la cena dei leoni. Daniele ovviamente venne a sapere della legge, però sapeva anche che bisognava obbedire a Dio e fare quello che Dio gli ordinava, anche se questo voleva dire morire. Così Daniele andò nella sua stanza, chiuse la porta e pregò come faceva sempre. Ecco, fece proprio come gli uomini cattivi avevano pensato. E loro infatti andarono subito a dirlo al re. «Oh, vostra altezza splendente, la legge non dice forse che bisogna pregare solo voi, o sire?» «Sì», disse il re. «Oh, maestoso splendore, correggici se sbagliamo, ma ci sembra che Daniele preghi Dio e non voi». Il re era triste, era stato ingannato. Non voleva far del male a Daniele, ma non poteva cambiare la legge. E così lasciò che i soldati buttassero Daniele dai leoni. «Possa il tuo Dio, che tu ami così tanto, soccorrerti», disse il re. Il re tornò al suo palazzo, ma quella notte non riuscì a dormire neanche un istante. Si girò e rigirò, finché finalmente, alle prime luci dell'alba, uscì dal letto e corse dritto alla fossa dei leoni. «Daniele, Daniele, il tuo Dio ti ha salvato!» gridò. «Sì», gli urlò Daniele, «Dio ha mandato un angelo a chiudere la bocca dei leoni». E proprio lì, sulle ginocchia di Daniele, c'era il leone più grosso che faceva le fusa come un gattino. Il re fece uscire Daniele subito dalla fossa dei leoni e disse: «Guardate, non ha neanche un graffio!» Poi il re fece una nuova legge. Il Dio di Daniele è il vero Dio, il Dio che soccorre. Preghiamo Lui anziché me. Dio avrebbe continuato a salvare il suo popolo. Poi sarebbe arrivato il giorno in cui sarebbe venuto un altro eroe coraggioso, che ancora più di Daniele avrebbe amato Dio e fatto quello che Dio diceva a qualunque costo, anche se significava morire. E insieme avrebbero fatto il piano di salvezza più grande mai visto al mondo. Ma questa è un'altra storia. Come mi piacciono le storie a lieto fine, e questa decisamente è stata una storia che è finita bene, vero bambini? Non solo l'amore di Dio che riempiva il cuore di Daniele gli ha dato il coraggio di affrontare i leoni, non solo Dio l'ha protetto, ma anche è successa una cosa stupenda, che il re Dario, che era un re che non adorava Dio ma adorava se stesso, ha riconosciuto che Dio, il creatore del mondo, è l'unico vero Dio al quale bisogna pregare. Ora la domanda che rimane è: come faccio io a avere questo grande amore di Dio? Come posso io sconfiggere le mie paure sempre? Francesco alla fine della storia ha accennato che un giorno, molto dopo Daniele, sarebbe venuto un altro uomo su questa terra per adempiere il grande piano di Dio. E questo uomo, voi lo sapete, è stato Gesù. Gesù è nato in semplicità sulla terra e lì ha dimostrato di essere vero uomo e vero Dio. E lì ha fatto un sacco di miracoli dimostrando questo. E poi alla fine è morto sulla croce, caricando su se stesso tutti i nostri peccati, tutte le nostre paure, tutte le cose brutte. Le ha portate sulla croce e le ha sconfitte. Ha sconfitto la morte, poi risuscitando. E Gesù poi è tornato in cielo e ha promesso a ognuno di noi che se crediamo in Lui, se crediamo nel suo sacrificio, in quello che ha fatto per noi,
e lo dimostriamo facendo una semplice preghiera, chiedendogli di entrare nel nostro cuore, allora anche noi un giorno potremo stare con Lui. E se noi crediamo questo, il suo amore riempie il nostro cuore e ogni paura, piccola o grande che sia, noi potremo affrontarla sapendo che non saremo più soli, ma saremo insieme a Lui che vuole diventare il nostro più caro amico, come abbiamo sentito nelle ultime lezioni, e vuole diventare anche nostro Padre. La nostra avventura di oggi con Gesù, bambini, è finita. Però vogliamo concluderla ancora in bellezza cantando e ballando. Infatti i nostri amici Puppets hanno di nuovo preparato un bellissimo canto per noi. Allora, musica a tutto volume e pronti a cantarla insieme. Poi alla fine però vi faccio sentire ancora una volta il versetto che ci dice Letizia, perché è importante che lo impariamo a memoria. Così se vi svegliate di notte, se avete paura per qualcosa, ripetetelo nella vostra mente: l'amore perfetto scaccia via la paura, e allora sì, una pace riempirà i vostri cuori. Ciao! Mamma mi ha insegnato a mangiar tutto, a non dire a nessuno e tu sei brutto. Mi ha detto che è importante è ringraziare. Mi ha insegnato pure un po' a ballare. Papà a giocare a palla mi ha insegnato a fare capriole in mezzo al prato. Lui mi ha insegnato a correre veloce e a non gridare forte e alzar la voce. Gesù mi ha insegnato ad amare e adesso io so che l'amore è bello, è più grande del mare, è proprio la cosa migliore. Gesù mi ha insegnato ad amare e adesso io so che l'amore è bello, è più grande del mare, è proprio la cosa migliore. Amici e amiche mi hanno insegnato le storie che finora hanno imparato, racconti buffi, nuove filastrocche, a volte interessanti e a volte sciocche. Crescendo ho imparato a andare a scuola, giocando e colorando il tempo vola. Con le matite o con i pennarelli so fare dei disegni molto belli. Gesù mi ha insegnato ad amare e adesso io so che l'amore è bello, è più grande del mare, è proprio la cosa migliore. Gesù mi ha insegnato ad amare e adesso io so che l'amore è bello, è più grande del mare, è proprio la cosa migliore. Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Prima Giovanni 4,18.